Contemporaneamente o quasi fra una mezz'oretta saranno in campo alla Stella Azzurra Code 272 e Cotton Club, mentre Opara deve distendersi sul primo tiro cross. Abbastanza spazio per salire, anche se poi Stufa finisce sempre per sbattere sul muro della Pisana, stavolta che ha il nome di Ferretti. Sale proprio Ferretti, Opara in volo plastico, la tiene comunque giù. Altro frangente chiave. Opara è preoccupatissimo anche dai due uomini in area di rigore, parte a Massari, a giro Opara, distendendosi rasoterra, l'azione della Pisana può proseguire con Scibilia. 3 minuti di recupero, fa segno l'arbitro. Scibilia direttamente dentro, c'è il salvataggio all'altezza del palo, poi un altro tiro e c'è una deviazione che mette ancora in movimento Scibilia, entra in area di rigore, l'uscita di Opara, sbilanciato Scibilia ma non abbastanza da consentire il calcio di rigore, perde un pallone sanguinoso la Golbet, allora il tiro deviato, Opara! Che riflesso! Dentro, ma incombe in zona Chianelli, quindi Scibilia con un tunnel fa correre ancora Ricci, il tiro di Ricci, Opara con 2 mani e Stermini a rinviare.